Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Buongiorno, grazie Natalia e grazie a Radio Libertà. Noi siamo l'Ufficio Rapporti Sociali, un'associazione di volontariato con una sede a None in via Volvera 3 e siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16 telefonando al 328 07 15 232, prenotate gli appuntamenti perché così siete più pratici e comodi anche voi a venire direttamente nel nostro ufficio. Abbiamo una mail, se volete inviarci le mail, che è ufffrapportisociali@libero.it e siamo al servizio dei cittadini con personale altamente qualificato e gratuito a disposizione. Quindi ringraziamo questa Radio Libertà che, dandoci lo spazio con la trasmissione di Filo Diretto riguardante il nuovo codice della strada, dove noi dovremmo essere diciamo da aiuto a chi ci chiede informazioni perché magari non conosce o riceve delle multe o delle situazioni che allora si rivolge a noi. Quindi con noi ci sono anche altri gruppi che sono per esempio l'Automobile Club Canavese, il Registro Padano Veicoli Storici, Muturvei, proprio scrive proprio piemontesi, Delta One, Automotoclub Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano dei Veicoli Storici, e poi abbiamo associazioni tipo i Disabili Senza Limiti, che se volete poi quando ci sarà il Gianni che vi parlerà c'è anche il 5 per 1000 oppure insomma aiutare eccetera. Poi abbiamo anche l'ANSA, cioè l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Acustici di None con Caluca, e poi chi si rivolge a noi può venire direttamente per rinnovare, rifare eccetera tutte le problematiche riguardanti per esempio patronato, pensioni, reversibilità, riconteggi, servizi sociali come l'emergenza abitativa, ACT, bonus vari eccetera, problemi legali, civili, penali, amministrativi con informazioni per vertenze di tutti i tipi, problemi condominiali riguardanti vertenze, visure, registrazioni, passaggi di proprietà, conteggi vari. Vi fanno tutte le richieste, tutte le risposte direttamente dal nostro ufficio. Ci saranno l'architetto, l'ingegnere, il medico, il dottore, l'avvocato, sempre a vostra disposizione. Poi abbiamo CAF e patronati. Quindi vi ricordo, chi volesse avere informazioni con noi deve fare il 328 0715 232 oppure inviare la mail ufficio rapporti sociali @libero.it, mentre invece trasmettiamo oggi con i nostri soliti collaboratori. Inizieremo poi con il nostro grande in questo momento mi è partito pure la testa, no? Con il nostro vabbè, dopo ve lo dico, perché volevo ricordarvi che se volete chiamare lo 02 92 94 7222 oppure mandare dei messaggi a questa radio 340 6709 659, potete farlo direttamente e allora vi risponderà la radio o chi è che è a disposizione, perché conoscono i nostri problemi. Quindi allora con noi adesso abbiamo Boeris Achille, che è un mio quasi un fratello. Quindi Achille, so che sei in diretta, ti chiedo scusa ma ho dovuto chiarire bene perché vengono moltissimi a None e non so più come rispondere. Sarà per l'età, sarà perché non riesco a stare dietro tutto, quindi ci sei Achille? Sì, ci sono. Innanzitutto ti voglio dire forza e succo morale. Poi oggi parlo della mia memoria che mi fa parlare. Dunque, un anziano ricorda il passato ma non il presente. Io, cittadino bresciano, mi ricordo quando c'era il Giro d'Italia che arrivava a Brescia, che noi passavamo
la notte aspettare, perché prima del Giro d'Italia passava la carovana e ricordo che c'era una propaganda di una carne in scatola che gettava direttamente la scatola, e noi ragazzi cercavamo di essere i primi a prenderla. E poi la seconda cosa sulle 1000 miglia. Dunque, innanzitutto sul Giro d'Italia qualcuno mi ha fatto presente e dice: perché, soprattutto anziani, perché lo chiamano Giro d'Italia se parte all'estero? Prima cosa, ma probabilmente sarà non più Giro d'Italia, ma Giro europeo, extraeuropeo. Seconda cosa, diciamo che io ero allora, quando ero piccolo, c'era Coppi e Bartali, e tra due gruppi c'era molta rivalità. Io ero tifoso di Coppi, infatti poi sono andato a vedere il suo museo, che è molto bello, a Villania. Anzi, vi invito ad andare a vedere, perché si vive il passato. La seconda parte dei miei ricordi va alle 1000 miglia. Diciamo il 1000 miglia che per noi era una grande festa. Il giorno prima della partenza c'erano tutte le punzonature in Piazza della Vittoria, e noi ragazzi andavamo a prendere le firme dei vari partecipanti. Io avevo raccolto la firma di De Portago, che è stato l'ultima persona, cioè la persona che, uscendo di strada vicino a Modena, aveva ucciso dei bambini, e da allora hanno soppresso la 1000 miglia. Mi ricordo che fumava dei sigari toscani, erano proprio per noi delle grandi feste. Soprattutto c'era la corsa a chi pigliava più autografi, e soprattutto più importanti. Niente, diciamo che mi fa piacere parlare del passato, e invece per parlare del futuro io sto traducendo dei proverbi Kirundi, che è la lingua del Burundi, francese, e dal francese in modo scolastico lo traduco in italiano. Termino questo mio intervento leggendovi 2 o 3 proverbi che ho tradotto. Dunque, l'ocra, che sarebbe il belletto, non ruba i difetti. La vita dell'uomo dipende solo da Dio. La fronte dell'uomo, cioè di fronte all'uomo, si porta la sfortuna quando parli. E ciò che punisce il cane è il tizzone. Va bene, allora Achille, siccome ci sono anche tanti altri, io ti ringrazio, ci sentiamo sabato, perché so che ci avrai altre novità. Ci sentiamo sabato e poi ne parliamo, ok Achille? D'accordo, grazie grazie Luigi, e su di morale. Ciao. Sì, grazie, il morale ce l'ho, perché chi mi aiuta in radio mi dà una mano veramente grande. Allora ragazzi, guardate che il nostro amico vi ha fatto domande sportive, quindi io mi riferisco al nostro Claudio Lipodio, so che in linea lui gestisce, capisce, poi si arrabbierà con me, però è quello che mi fa andare bene tutta la trasmissione. Abbiamo l'ingegner Cudia e l'architetto Arturo, che sono esperti nello sport, quindi le domande che hai fatto tu avrai senz'altro delle risposte, però ci sono poi anche delle mie risposte e delle mie domande, ragazzi, quindi vi saluto tutti che siete in collegamento in un modo o in un altro, e abbiamo, se riesce, perché è in macchina che sta viaggiando, il nostro Gianni Fedigo per quanto riguarda l'associazione Senza Limiti. Natalia, pensi che ti ascolti oppure andiamo avanti con Claudio? Oppure con Di Maria? Ti ascolto. Gianni è collegato, sì. Ti ascolto Luigi. Allora Gianni,
Tu allora ti faccio io la domanda, perché oggi riguardo all'atletica c'è il campionato regionale FISDIR a Novara. Quindi per piacere vuoi spiegare, so che tu sei in giro in macchina eccetera, cos'è la nostra associazione dei disabili senza limiti che partecipa al campionato appunto di atletica, quindi vuoi darci spiegazioni anche agli altri appuntamenti? Vai tranquillo Gianni, grazie. Stamattina siamo in pratica in due posti, siamo appunto a Novara per fare atletica e siamo a Milano con il torneo, il campionato di calcio sempre FISDIR. Siamo a Milano, a Monza, che stiamo facendo la partite sempre stamattina. Poi domani mattina ci sarà poi sul lago Gozzano, il lago di Gozzano, ci sarà in pratica una gara di nuoto dentro il lago, ma non dei ragazzi disabili, ma di persone che hanno voluto partecipare a questa manifestazione, che ci sono 350 iscritti. Quindi domani, anche se ci sarà brutto il tempo, che piove o cosa, la gara ci sarà lo stesso. Quindi acqua sopra e acqua sotto. Quindi anche domani siamo in pratica a fare questa gara, che è molto importante per noi, perché in pratica ci sono stati 350 iscritti che sono arrivati un po' da tutta Italia ed Europa. Per noi è una cosa molto buona, perché in pratica vuol dire che ci seguono anche dall'estero. E poi in pratica, Luigi, tu lo sai che io faccio sempre il discorso del libro di Maurizio che ho scritto. Chi lo volesse prendere e leggere è un po' la storia di quando è nato mio figlio e di quando è mancato. Quindi si può trovare su Amazon, basta solo scrivere Maurizio e viene fuori già il nome, e con il nome di Maurizio viene fuori già il testo del libro. Quindi tutto il ricavato di questo libro viene dato all'Associazione Senza Limiti. Luigi, se hai qualche domanda in questo momento. Sì, la domanda è semplice. Ricordati che da sabato prossimo, visto che adesso sei impegnato in macchina, lo so che sei in macchina, lo dico alla gente per capire come siete gentili a rispondere a quello che io vi chiedo. Allora, Gianni, per piacere, no? Volevo dire, visto che ci sono queste gare, eccetera, la prossima settimana però, prima di iniziare, dai sempre il 5 per 1000 per fare se vogliono collaborare all'associazione disabili, perché insomma in Italia, se non è la prima è la seconda, ma è una delle più rinomate e valide per essere assistite. Che ne dici, Gianni? Sì, lo sai che l'altra settimana ci hanno dato in pratica una targa come, diciamo, l'eccellenza dell'Italia come associazione, una delle migliori a livello Italia. Quindi ci hanno premiato e ci hanno dato questa targa, che a noi ha fatto molto piacere. Quindi chi in pratica vuole andare a vedere, diciamo, su Facebook, sul sito, c'è anche questa targa che ci hanno dato, che a noi ci ha fatto molto piacere. Sì, Gianni, anch'io ho 87 anni, prendere la targa a 87 anni è un po' pericoloso. Senti un po', Gianni, ti ringrazio perché così il tempo vola, poi diamo lo spazio ad altri. Vai Gianni, grazie, ci sentiamo dopo comunque, non scappare. Ok, ti ringrazio tantissimo del spazio che ci date, che ci danno. Grazie mille. Ciao Luigi. Ciao, ringrazio Radio Libertà come fai, che loro devono sentire che i miei collaboratori sono a disposizione. Allora Claudio, scusa, non è per farlo, però è giusto che ti chiedo come stai, perché avevo problemi che non riuscivo a collegarti. Senti un po' Claudio, ci sono i soliti che conosci e poi dovremmo avere anche il nostro De Maria, Cosa ne dici Claudio? Intanto come stai Claudio tu? Bene, sono anch'io in viaggio, siamo anche noi in macchina, siamo tutti sempre su ruote, ma tutto in recupero, io sono in recupero costante, tutto bene. Ma
ti chiedevo scusa perché non sapevo che eri anche tu impegnato così. Scusami, comunque seguici perché abbiamo bisogno, devi dare anche tu risposte a quello che ha detto prima il nostro collaboratore, vero? Riguardava lo sport, quindi voi siete anche sportivi, avendo tu l'associazione di Automotoclub Mi sa che Catania, no? alcune parti me ne sono perso. Questo Arturo e anche l'ingegner Diego Cudia, è vero? Claudio? Vabbè, allora... Ti ascolto perché alcuni pezzi me li sono persi. Vabbè, ma poi te li mando magari io in registrati. Allora, visto che hai difficoltà con la macchina e sei in servizio, penso che chiedo a Natalia per gentilezza se abbiamo in collegamento il nostro collaboratore di... C'è? Sì, abbiamo Ubaldo. Ci sono. Scusami Ubaldo, ma sono un po' rincoglionito, abbi pazienza, lo sai, non è colpa mia, ma siccome voglio che la gente ascolti la trasmissione, perché sono tanti che ascoltano, Ubaldo, e ci seguono, bene, mi fa piacere, viene in ufficio e mi chiede delle cose incredibili, dovreste essere lì tutti i giorni. Comunque Ubaldo, un bacione forte a te e ai tuoi figli. Senti un po', che novità ci sono? Io non sono ancora in grado di dare risposte, dalle tu per piacere, vai. Allora, vabbè, io vi devo... Buongiorno a tutti gli ascoltatori innanzitutto. Volevo solo raccontare un po' di cose, diciamo, di cose vissute in prima persona e di cose che accadranno. Allora, sì. Vabbè, volevo solo dire due parole in merito al meeting dei soci del Delta One. Come voi sapete, venerdì, sabato e domenica scorsi siamo stati a Sanremo prima e poi con le nostre vetture abbiamo fatto il Col del Turini, esperienza bellissima, veramente una bella scarica di adrenalina, un percorso meraviglioso e quindi, che dire, è stato un weekend spettacolare. L'unico problema è che è stato il ritorno a casa che, come avrete saputo e tutti avranno provato, purtroppo c'erano delle code da tutte le parti, per cui il ritorno a casa è stato un po' faticoso, più del normale, diciamo così. Però è stato un bellissimo weekend. Altra cosa importante che volevo dire è ieri sera presso la sede ACI di Torino in corso ho presenziato assieme a un sacco di ospiti alla presentazione del libro Corso Marche 38, Il regno degli uomini ombra. Devo dire un libro spettacolare, devo dire il giusto riconoscimento agli uomini di una squadra, ad una squadra di uomini nel vero senso della parola, che hanno reso grande i piloti e le macchine del nostro gruppo, cioè partendo dalla Lancia per arrivare dalla Lancia prima la Fulvia, inteso soprattutto come la Fulvia, poi la Stratos, poi la Fiat 131, no, anzi prima ancora il 124 Spider, poi il Fiat 131, per arrivare poi alla 037, alla Delta S4 e alla Delta. Hanno fatto sì, questi uomini meravigliosi hanno fatto sì di far modo che i successi fossero praticamente irripetibili. Ed è stato presentato questo libro dove addirittura poi sarà la seconda presentazione, avverrà domenica 24 maggio presso il raduno di Stingo Monferrato, verrà presentato la seconda presentazione. Ieri c'era presente il primo presidente della parte sportiva del gruppo, Daniele Audetto, e abbiamo in quella sede anche ricevuto la telefonata di Cesare Fiorio, che ha voluto salutare quelli che ci sono ancora, perché qualcuno purtroppo non c'è più, ma di questi uomini meravigliosi, meccanici di questa squadra meravigliosa che ha fatto l'onore del mondo ed è stato invidiato in tutto il mondo. Bene, questo volevo dirvelo perché è stato veramente
veramente bella, una bellissima serata, e consiglio vivamente di leggere, di acquistare, di leggere questo libro, Corso Marche 38, Il regno degli uomini ombra, perché è il giusto riconoscimento a questa squadra meravigliosa che erano i meccanici dell'Abarth. Va bene, grazie Ubaldo. Allora ci sentiamo sabato prossimo, va bene o no? Volevo ancora dire due cose, se mi permetti. Allora, domani c'è il Rally della Valle d'Aosta, e poi domenica 23 e 24 maggio ci sarà il 10° grappolo moderno sulle colline di San Damiano d'Asti. Queste sono le notizie più, diciamo così, fresche che potevo darvi. E intanto tu le trasmetterai, quindi non è che scappi, sei tu poi che ci metterai al corrente di come vanno, vai tranquillo. Assolutamente. Bene, okay, dai. Questo era quello di cui volevo parlarvi in questo mio intervento. Sempre gentile. Vi auguro grazie. Una buona domenica a tutti. Ciao Baldo, io domani appunto sarò di servizio e poi vi racconterò. Sì, grazie, bello, un bacione. Allora abbiamo grazie, ciao, arrivederci. Ciao. Allora abbiamo un collegamento, un minuto prima di fare l'interruzione. Arturo, sei in collegamento? Perché ho visto che Claudio ha dei problemi in macchina e magari non sente bene, oppure Arturo? Ci sono. Ti saluto, Luigi. Grazie. Poi diamo lo spazio dell'interruzione. Vai Arturo. Sì, ho sentito la trasmissione, quindi ho preso atto di quello che è dei temi che tu portavi, che sono temi un po' complessi. In qualche modo Ubaldo qualche risposta l'ha già data, e nell'altro verso magari appunto con l'Automobile Club Padania riusciamo, se Claudio è in collegamento, a dare delle risposte più precise e più puntuali, perché lui è quello che in qualche modo è più informato su questa materia. Ma se vuoi possiamo, visto che il discorso è articolato, lasciare andare la pubblicità e poi riprendere l'argomento, così almeno. Infatti la seconda parte è per quello, hai ragione tu Arturo, però volevo dirti che oltre a quello che ti ha detto il nostro amico all'inizio, ci sono anche altri piccoli problemi, Gioia, perché a Rivoli eliminano alcune ciclabili, proposta shock da chi? Dalla Lega. A Torino il sindaco Lorusso contro i monopattini, con chi se la prende? Dice colpa della lentezza di Salvini. Cioè io dico cose che poi anche a livello politico, che noi siamo tecnici ma siamo anche politici, tu non ti... quindi, e poi abbiamo anche l'altro problema del bollo auto, introdotta la domiciliazione bancaria con riduzione dell'importo da chi? Da Andrea Tronzano. E tu poi insieme a Cudia e appunto a Claudio Lipodio penso che per la mezz'oretta potete dare delle risposte, perché la gente, Arturo, vengono lì 10-15 persone in quell'ufficio adesso, io non so più cosa fare, come li aiuto a risolvere i problemi? Mi vengono anche a chiedere la difesa dei contribuenti per quanto riguarda la carta d'identità elettronica, e chi non ce l'ha non sa come fare, manca il codice PIN, manca il codice cose, cioè vabbè dai, diamo lo spazio intanto a Natalia che ci dà molto aiuto, e poi nella seconda parte sfogatevi voi, dai, vi faccio parlare e avete tutto il tempo che volete. Intanto diamo la linea allo studio. Grazie Arturo, un bacione. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose.
Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Luigi. Grazie Natalia e grazie Radio Libertà. Adesso nella seconda parte avrete con voi, abbiamo già in collegamento anche l'ingegner Cudia. Ciao ingegnere, come va? Sono i radioascoltatori, ben trovati, ben trovati. Ok, allora senti, adesso i tuoi collaboratori ti faranno le domande. Hai sentito, no, la trasmissione oppure non l'hai capita? Perché abbiamo avuto richieste per quanto riguarda lo sport e io da te che tu sei quello, diciamo, europeo, no? In Italia abbiamo Arturo e Ripodio. Senti un po', lì poi le risposte se vuoi darle per quanto riguarda all'estero, come si comportano, come facciamo noi in Italia o no? Così diamo la parola a Claudio se vuole già dire cosa ne pensa lui. Io preferirei, ci sentiamo. Sì, buongiorno a tutti. Io preferirei ascoltare perché purtroppo la prima parte della trasmissione mi è sfuggita, quindi lascio la parola agli altri ospiti. E allora te lo spiegano loro, oppure ci sono anch'io che ti do una mano. Grazie. Tu Diego ci sei sempre. Allora Claudio, riesci a sentire, se no diamo la parola ad Arturo che gestisca lui. Senti Arturo, io non ce la faccio più, prendi pure tu in mano la situazione e vai avanti Arturo, grazie. Allora, io ritorno ai quesiti che tu hai posto prima della pubblicità. Allora, Rivoli, piste ciclabili. Le piste ciclabili servono come alternativa ai mezzi di locomozione, ai mezzi pubblici o ai mezzi privati, proprio per gli spostamenti necessari, non per fare sport, servono esclusivamente nei centri delle città. Perché una realtà come Rivoli, che gravita su Torino, la gran parte degli spostamenti sono verso Torino, diventa impegnativo nel clima che abbiamo noi in Piemonte e soprattutto con la morfologia del terreno, poter dire da Rivoli vado in bicicletta fino a Torino. E quindi questa è la realtà di Rivoli. Esistono realtà peggiori, come ad esempio quella di Moncaglieri, di tutti i comuni Trofarello, di tutti i comuni San Mauro, che hanno una parte del territorio che è collinare, quindi le piste ciclabili costruite in queste città vedono poca frequentazione. Noi ci siamo messi lì, ad esempio a Moncaglieri, in una pista ciclabile fatta ovviamente con i fondi comunitari, quindi pagata da noi tutti, dove in una giornata vedi se no 2 o 3 biciclette. Di queste 2 o 3 magari 1 o 2 che la usano per scopo ludico, non per spostamenti. Quindi l'effetto di queste piste ciclabili ha un effetto di favorire lo sport, che è anche una buona cosa, di favorire chi usa la bicicletta per scopo ludico e non per lo spostamento del lavoro, tradendo un po' qual era la filosofia delle piste ciclabili, spostare il traffico dall'autovettura a queste piste, alla bicicletta, a mezzi ecologici come le biciclette. E quindi avevano questa ratio quando sono state fatte sull'imitazione dei paesi nordici, no? Dove esiste una cultura, esistono altre realtà, altri spazi. Nelle città del nord non esistono dei centri storici come hanno quasi tutti i comuni in Italia, no? Perché se noi guardiamo Torino e la provincia, tutti i centri storici di pregio, con i pro e i contro di quello che vuol dire avere un centro storico che può attrarre turismo. Rivoli ha anche una parte collinare come Moncaglieri, e quindi
fornire, penalizzare il trasporto privato per favorire lo scopo ludico della bicicletta è un po' un fallimento. Per cui noi abbiamo delle piste ciclabili che sono cattedrali nel deserto. A Moncalieri abbiamo fatto una pista ciclabile che finisce contro un muro di una fabbrica. Qualche buontempone ha disegnato la galleria di Will Coyote, no? Di Bip Bip, che si schiantava contro la galleria, qualche buontempone. Però esistono queste realtà, al di là delle realtà particolari come quella, si è visto chiaramente che la pista ciclabile non è un'alternativa né al trasporto pubblico né al trasporto privato, per cui è chiaro, tu hai sottratto spazi nelle città ai parcheggi, quindi incrementando l'inquinamento, perché la gente che gira per cercare un parcheggio gira molto di più, impiega molti più minuti col motore acceso che non quello che faceva prima della costruzione di queste opere. Queste opere dovevano al limite servire per i monopattini. Abbiamo visto tutti come la deregulation dei monopattini abbia portato il governo a dover prendere dei provvedimenti per mettere in sicurezza gli utenti, sia di chi usa il monopattino sia degli utenti della strada, perché con questa deregulation troviamo monopattini da tutte le parti, vediamo che sfrecciano sulle strade non rispettando i limiti di velocità. Vedremo quando verranno applicate, e qui ci va anche in parte una volontà politica al controllo di questi mezzi, perché se esistono le norme che prevedono il casco, le targhe e l'assicurazione per questi monopattini, se non c'è nessuno che le fa osservare, è ovvio che la gente non è invogliata a spendere soldi per assicurare un monopattino, a mettergli la targa, a registrarlo, quant'altro, e quindi aumentiamo l'incombenza burocratica a questi mezzi che molto probabilmente non saranno più utilizzati come vengono utilizzati adesso, no? E pertanto è chiaro che i comuni si vedono costretti a dover fare manutenzione, perché dopo un po' di tempo anche le piste ciclabili hanno la necessità di una manutenzione, perché con le intemperie, la neve, il ghiaccio, il sale e quant'altro si deteriorano, quindi incrementano quello che nei comuni è la spesa corrente per quella manutenzione. E allora distogliere risorse alla manutenzione di una pista ciclabile anziché magari di un tratto di strada non è una cosa che i cittadini vedono di buon occhio, no? E allora hanno quasi fatto odiare questo mezzo di trasporto, perché io sento tanti cittadini che sotto casa si sono visti togliere i parcheggi per fare una pista ciclabile, dimezzare i parcheggi, e poi vedere gente con biciclette da 5-6 mila euro che non lo fa per spostamento ma lo fa a scopo ludico, e la gente un po' si arrabbia, no? Perché dice è come se noi andassimo a pagare una palestra a chi vuole mantenersi in forma. Allora, potrebbe anche essere un'opera lodevole quella di pagare la palestra a chi mantiene il suo fisico in efficienza, però ci sono altre priorità. Noi nel nostro paese, quando vediamo quello che non funziona nei comuni, quello che vediamo nella manutenzione stradale, e tutti i comuni in questo contesto, soprattutto negli ultimi tempi, hanno un po' deficitato a intervenire per la manutenzione delle strade. Vuoi perché la manutenzione delle strade non porta voti, come magari inaugurare, che ne so, un teatro, o andare a presenziare un libro, oppure accogliere magari Luxuria a un convegno, quindi quello magari in termini elettorali rende di più che non tappare due buche sulle strade, però le due buche sulle strade sono quelle che interessano alla vita reale della gente, quindi in questo contesto molti politici hanno perso di vista qual è la necessità e il buon senso di andare a intervenire dove ci sono le necessità della gente. Io posso solo dire al comune di Rivoli: bentornati con i piedi per terra, no? Quindi se la gente vuol fare sport con la bicicletta ci sono delle aree. Noi fortunatamente
nella Corona di Torino abbiamo molti parchi, per cui se uno vuole andare in bicicletta a scopo ludico abbiamo tutti i parchi possibili e immaginabili, abbiamo tutto il Lungo Po, che è tutta una pista ciclabile che va da Moncaglieri fino a San Mauro, dove non ci sono quasi le interconnessioni con la viabilità ordinaria, sono quasi nulle, ce ne sono pochissime, e quindi in quel contesto sì, va bene intervenire, però è chiaro che se tu non dai un'alternativa a chi utilizza l'autovettura, magari la utilizza sul lavoro, per un'alternativa in termini di parcheggi o di spazi per la circolazione, perché riservi alcune strade solo esclusivamente, è chiaro che la gente non è soddisfatta. Si vede che a Rivoli, all'orecchio degli amministratori di Rivoli è arrivata questa voce e quindi posso solo dire bentornati con i piedi per terra. Non so, Diego, se condividi questa chiave di lettura che ho dato, e soprattutto quella che le norme che ha emesso il ministro delle infrastrutture circa i monopattini vengano rispettate, come tutte le altre norme che non vengano rispettate, che vanno dai monopattini ai permessi di soggiorno o alla clandestinità o a tutti i reati che vengono commessi e che non vengono perseguiti. Per cui all'emissione di un provvedimento occorre applicarlo, questo provvedimento. Se manca la volontà di applicare il provvedimento, ed ecco che è nullo. Io ho il sospetto che la volontà in alcuni comuni ideologicamente schierati di non opporsi a questo Green Deal fatto dalla mobilità sui monopattini porti proprio al fatto di lasciare ancora per tempo questa deregulation. Io vorrei vedere, in caso di un incidente dove non sono state applicate le norme, non c'è stato un controllo, come si possano evitare le responsabilità anche dei vari comuni che non controllano la circolazione in questo consenso. Noi vediamo alcuni comuni dove la polizia municipale è assente dalle strade, oramai è relegata in ufficio, a competenze d'ufficio, e il controllo della viabilità viene fatto solo con gli autovelox da remoto, con i semafori sempre da remoto, quindi non c'è la presenza puntuale, capillare della polizia locale sulle strade. Quello che si chiede sia per la sicurezza dei monopattini ma anche per la sicurezza della gente. Un presidio più puntuale e preciso della polizia municipale e delle forze dell'ordine darebbe sì una forma di controllo ai monopattini, ma darebbe anche magari più sicurezza alla gente, più tranquillità alla gente. Non so, Diego, se condividi questa analisi, però per me dietro c'è sempre una chiave di lettura ideologica a questi provvedimenti, perché questi provvedimenti non vengono fatti così. Dietro c'è sempre una storia. Sì, hai toccato tantissimo, anzi buongiorno anche a te Arturo. Sì, hai toccato tantissimi argomenti, ma proprio ne ho contati almeno una ventina, chiaramente argomenti che spaziano dalla responsabilità civile, sociale, ambientale, umana, eccetera, e anche quella cittadina. Quindi non posso che essere chiaramente d'accordo, perché comunque sono tutti argomenti ben concatenati e purtroppo si vive in una nazione come quella italiana, dove si fa qualcosa ma non ci si prende poi la responsabilità di quella cosa lì. Quindi in questo caso le piste ciclabili o anche l'uso dei monopattini, eccetera. Per cui insomma in altri siamo in Italia, e in Italia spesso anche chi è all'estero ci prende come io lo vedo, perché poi come arrivano a Luigi le email dei suoi iscritti e dei vostri, così a me arrivano invece email di persone di professionisti, ma anche
un paio di amministrazioni comunali dove chiedono come mai c'è tutta questa che tu hai giustamente così, questa confusione, ecco, per cui insomma tutti si chiedono come mai in Italia si funziona in questo modo qua. Allora, piccola considerazione, ricordiamo ai gentili radioascoltatori che la bicicletta è nata come mezzo di trasporto in tempi non neanche tanto lontani. Tu hai citato giustamente i paesi del nord, ecco, che comunque non hanno niente, usano anche le automobili, i mezzi pesanti, treni eccetera, ma rispettano anche il fatto che la bicicletta è stata inventata come mezzo di locomozione, poi mezzo di trasporto. Oggi in Italia nessuno usa più la bicicletta anche solo per farsi 5-6 chilometri per andare a lavorare, si prendono altri mezzi. Ha citato giustamente la sottrazione e questo già la dice lunga, ecco, sull'uso della bicicletta. È meglio usarla per andarsi a divertire, farsi la gita fuori porta oppure nei prati, o addirittura, come sto vedendo, poi lascia un po' il tempo che trova, le corse in bicicletta tra i vigneti, con le biciclette insomma ibride, elettriche, dove la gente paga, si fa un mazzo della Madonna per correre tra i vigneti, ma questo magari lo vediamo un po' la prossima volta o altre volte. E sottrarre prezioso volume alle strade, ecco, volume o aree, quello è preziosissimo. Bisognerebbe invece, ecco, io posso in qualche modo citare le esperienze di paesi francesi e anche spagnoli. Loro dicono, se dobbiamo fare la pista ciclabile, deve esserci una pista ciclabile e piuttosto la inventiamo, non andiamo a levare spazio ad una rotonda, ad una strada, perché poi succedono tutti i problemi del sovrappopolamento stradale. E in Italia ormai nelle città trovi di tutto, ecco, ancora un po' atterrano anche gli aerei nelle città, nelle strade italiane, per cui insomma, invece di l'amministrazione come quella che tu hai giustamente citato, ecco, dovrebbero invece sottrarre, cioè in qualche modo fare un'operazione di alleggerimento, perché le strade italiane sono tra le più popolose e popolate del mondo, ecco. E poi, come hai citato una cosa e poi lascio la parola, le regole. Chiaro, in Italia quando metti una regola la gente storce il naso, e qui l'abbiamo detto, quindi velocità, limiti, caschi, biciclette che vanno in un posto non possono andare in un altro, piste che finiscono nel nulla, per cui tutto così, senza regole. Purtroppo finché c'è questo atteggiamento del tutto si può fare senza regole, succederanno solo grandi problemi, come per esempio lì e punto il dito, poi ne parleremo, tutta questa cosa non risolve i migliaia di morti o di infortuni, tu l'hai citato, in caso di incidente poi chi è che paga? Punto interrogativo. Prego, lascio la parola perché insomma è una cosa molto interessante. Grazie Diego. Allora penso che Claudio ci starà ascoltando, non è che è stato messo da parte, ma voglio dire, ragazzi, quelli che a Rivoli hanno fatto la proposta shock sono automobilisti della Lega iscritti al nostro club e quindi giustamente è una richiesta che propone di rimuovere alcune piste ciclabili a Rivoli, riaccendendo il dibattito sulla mobilità sostenibile, in particolare sullo sviluppo delle infrastrutture dedicate alle biciclette, come state dicendo. Però sono proposte politiche, sapendo che in Piemonte abbiamo anche delle votazioni. L'altra, questa vedi della Lega da noi, che si fa questa proposta valida. Attenzione a quella che dice il sindaco invece, riguardo invece alla, come dicevate voi che parlate lo russo sui monopattini, dove parlavate, dice che è colpa della lentezza di Salvini, perché dice che stupisce la lentezza del ministero e passano mesi per norme annunciate mai arrivate. Così il sindaco ha attaccato il ministro Matteo Salvini
annunciando l'arrivo della targa obbligatoria per i monopattini entro metà maggio. Cioè lui dice la targa obbligatoria, noi da quanti mesi e anni è che ne parliamo, tanto per cambiare di discorso. Poi dice ecco, da luglio, lo ha detto il 5 maggio a tutto città il sindaco in diretta su Radio GTT e Radio Zip. Quindi il sindaco ha poi commentato l'episodio del 29 aprile a Vantiglia, dove 3 ragazzi su monopattino sono fuggiti all'Arma dei Carabinieri prima di essere arrestati, definendo questi comportamenti delinquenziali un problema per la sicurezza urbana. Claudio, se tu ci senti, Arturo, Diego, guardate che questa roba qui è il sindaco di Torino, quindi Piemonte, e siamo tutti dentro, qui anche politica nel discorso, senza vergogna ragazzi, noi siamo chiari, siamo sia con uno che con l'altro, qui sono 2 casi della Lega, quindi un vostro ragionamento. Claudio, tu ci senti oppure diamo la risposta ad Arturo, che poi siamo quasi in chiusura, poi il tempo, porca miseria. Vi stavo ascoltando, sì, è un argomento che con una mia risposta vera di quello che penso avrebbe un sacco di bip, perché andrei a toccare quello che sta facendo Sala da 2 mandati su Milano. Milano è stata distrutta a livello viabilistico per favorire questa mobilità elettrica, poi mobilità di monopattini, poi mobilità ciclabile, poi mobilità. L'importante è rompere le balle alle autovetture e eliminare e abbattere tutto quello che era la costruzione di una volta delle grandi città. Io penso alla grande viabilità, le strade molto larghe per uscire e per entrare dalle città, adesso sono sensi unici, perché è stata fatta una larga pista ciclabile a doppio senso, una larga pista pedonale a doppio senso, e le autovetture sono in coda, in colonna, fino a che non si stufano ovviamente, o che si aspetta il prossimo sindaco che dice ok, rimettiamo tutto come era prima, che è quello che molti milanesi per esempio stanno sperando, che vada via questo assessore donna folle con i suoi progetti su Milano, purtroppo poi copiati in altri centri, in altre città. Le piste ciclabili sono una bellissima cosa, ma usata in modo sbagliato, è usata come arma contro gli automobilisti. Purtroppo questa è la realtà vera. Non so poi se a livello progettuale la fantasia vada a giustificare in altri modi, ma la realtà dei fatti è questa. Tutto serve per limitare le autovetture, fare in modo che non esistano, fare in modo che se ne vadano, che vadano altrove, ma non è stato fatto un'infrastruttura decente per esempio a Milano a raddoppiare i mezzi pubblici, abbassare i prezzi, invece i prezzi sono saliti. Quindi è tutto fatto nel modo sbagliato, secondo me, e non si capisce molto spesso, Arturo? Sì, però sì, tu hai perfettamente ragione, Claudio. Il problema appunto è quello che dicevi tu, che subdolamente si scoraggia l'uso dell'autovettura, non si dice pubblicamente perché magari si perdono consensi, magari si perdono anche i consensi da parte delle case costruttrici di autovetture, però subdolamente viene proposto questo con questi piccoli provvedimenti. Lo russo a Torino lo sappiamo che non vede l'ora di poter scaricare la colpa sugli altri, quando ad esempio a Torino non esiste la polizia municipale sulle strade, quindi a Torino esistono solo quelli che fanno le multe e gli ausiliari del traffico, quindi in termini di sicurezza bisognerebbe dire da che pulpito viene la morale, oppure rigirare la frittata nel piatto, no? Perché a Torino siete un posto dove c'è una deregulation totale sui monopattini, con concessioni del comune, perché queste società che mettono i monopattini a Torino devono fare un accordo con il comune, per cui il comune potrebbe intervenire all'interno della convenzione, non è che vengono calate dall'alto. Poi ricordiamoci che lo russo era quello che voleva fare l'accordo con Mascatasuna, no? Qui a Torino, quindi le parole di lo russo lasciano il tempo che trovano, perché ha perso molto di credibilità.
Il tema è proprio quello che dicevi, no? Che c'è questo progetto subdolo, soprattutto proveniente dal mondo della sinistra, quella che a livello europeo appoggia il Green Deal, che vorrebbe che la gente non usasse l'automobile per gli spostamenti, ma senza dare un'alternativa, perché anche la mobilità che noi intendiamo, noi a Torino ad esempio abbiamo una linea di metropolitana, Milano è già più fortunata perché ne ha molte di più, Torino ne abbiamo una prima di realizzare la seconda, chissà quando verrà, c'è la gara d'appalto a giorni per la seconda linea di metropolitana. Poi non andiamo a discutere come è fatta la metropolitana di Torino, che è poi un ascensore in orizzontale. Ma per spostare bacini di utenza elevati bisogna trovare altri sistemi che non siano quelli di mettere magari un pullman in più. Ieri c'è stata una protesta a Michelino perché con la presenza della metropolitana hanno accorciato la percorrenza di un autobus, perché poi i comuni devono fare anche conto con la cassa, no? Perché io se non ho la metropolitana devo fornire un servizio di autobus, sappiamo benissimo che il servizio di autobus costa tantissimo e non si fa con la mobilità elettrica, perché un autobus elettrico non è ancora efficiente in una città. Può esserci la linea che percorre il centro storico, però quello che dicevi tu, Claudio, prima di arrivare a questi provvedimenti occorre creare infrastrutture, ma per fare le infrastrutture ci vogliono i soldi. Quindi è meglio criticare il governo che non prende provvedimenti e fare la scaricabarile. E allora le nostre città rimarranno sempre così, per fare cassa ricorreranno ai semafori intelligenti, al multa veloce, ma sempre senza avere il presidio della polizia municipale sulla strada, no? Quindi è questo il contesto dove si muovono, che si parla di alcuni temi importanti come la mobilità o come la sicurezza, ma poi hanno idee diverse su come applicarla, ma completamente diverse, antitetiche. Vediamo a Genova che la sindaca ha proposto di togliere il taser alla polizia municipale, quindi abbiamo delle visioni antitetiche che per noi questa gente non ragiona con i piedi per terra, la gente normale, quella che lavora, paga, va a lavorare tutti i giorni, paga le tasse, non ha bisogno di sussidi dello Stato, non ci chiede, no? Quel pragmatismo, quel buonsenso che ogni amministratore dovrebbe avere e che molte volte manca a questi soggetti. Arturo, siamo in chiusura. Mi raccomando a voi tre che siete sempre presenti, sabato prossimo parliamo di questo, andiamo avanti, perché di politica, perché politicizzare gli automobilisti? Non c'entra niente, noi parliamo di automobilisti, non ce ne frega di che partito sono, però le sono vittime, noi difendiamo le vittime, quindi ragazzi siamo proprio in chiusura, ma sabato prossimo mi raccomando l'argomento da trattare è questo. Non politicizzare, ma realizzare concretamente, perché quando vengono da noi, Arturo, te lo ripeto, tu hai già dei problemi molto gravi, però non ce la faccio più io stargli dietro. Comunque ragazzi, Claudio, sabato se riesci a farti sentire prima, gestisci meglio e vai avanti molto forte, perché tu sei quello che capisce, conosce e vive questa realtà. Dai, manca un secondo, dai. Sarà l'argomento principale della prossima settimana. Sì, del sabato prossimo faccio una bella ricerca e sabato ne parliamo bene. Grazie, un bacione a tutti voi e ringraziamo lo studio, la radio e la nostra direttrice e poi soprattutto ricordatevi che noi siamo a None in via Volvera 3, telefonate 328 07 15 232 e noi abbiamo un motto, quello che ci dà da dire: meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Mi raccomando, sabato prossimo ragazzi, l'argomento c'è, la discussione c'è e vi darò tutto lo spazio che intendete opportuno, perché ragazzi, qui a Torino stiamo subendo delle situazioni incredibili, io ve lo dico, personalmente ve lo sto dicendo. Comunque
Grazie, chiedo scusa ancora alla radio che ho rubato qualche minuto e diamo la possibilità di sentirci sabato prossimo. A voi tutti un forte abbraccio e grazie a tutta voi radio. Ci sentiamo sabato, grazie.